Dottor Vincenzo Castelli, seguace del dottor Macedonio, ha sviluppato il metodo Mecheva, un metodo sicuramente importante nel settore agonistico. Ecco, in cosa consiste il metodo Mecheva? Sì, il metodo Mecheva è un metodo che consiste nella somministrazione di istamina in una concentrazione particolare diluita in soluzione fisiologica in punti della pelle, andando ad attivare dei processi biochimici del nostro corpo. Negli anni ha avuto veramente una grande ribalta questa terapia, anche perché è stata supportata da indagini strumentali e radiologiche quindi è stata certificata da tutti quei colleghi radiologi che prima certificavano la lesione, dopo certificavano la guarigione della lesione stessa, e tutte queste raccolte di queste risonanze hanno appunto portato a dimostrare la valenza della terapia, e non solo la valenza ma anche la sicurezza di questa terapia, non avendo effetti collaterali. Negli anni, grazie al dottore Curella che è stato al mio fianco, abbiamo girato l'Italia per la cura di giocatori di Lega Pro, di Serie B e anche di Serie A, e come ogni avventura è andata a buon fine, sperando che in futuro possiamo arrivare anche ad altre società calcistiche, donando una certa velocità proprio nella guarigione del tessuto, importantissimo per le società che anziché perdere giocatori per interi mesi li perderanno per settimane. Da cosa viene estratto? Non viene estratto da nessuno, perché inizialmente si parlava di estratto del veleno delle api, come tutti mi conoscono, ma solo perché l'intuito del mio maestro, il dottor Macedonio, fu grazie all'ape. Dunque l'ape è stata solamente la musa ispiratrice, la terapia, e basta. L'istamina è stata sintetizzata nel 1907, utilizzata nel corso della storia della medicina, poi abbandonata, poi ripresa in altre soluzioni, in altre concentrazioni, tant'è che sotto ordinazione con ricetta medica viene ordinata in farmacia da uno dei migliori farmacisti d'Italia, e poi viene lavorata in soluzione fisiologica. È applicata, come dicevo, in epidermide sotto la pelle, con delle sequenze particolari di attivazioni che risultano essere ancora più importanti del processo della soluzione in sé. Le squadre di calcio la cercano tantissimo. Come Ultimamente sì, perché evidenziando proprio la riduzione della lesione, ovvero i tempi di recupero, circa il 75-78%, quindi avendo sempre a disposizione i vari giocatori, anziché, ripeto, perderli per interi mesi, in settimane, il passaparola e i social network che vanno a veicolare proprio il trattamento, e poi sai, come tutte le patologie, come tutte le attività, il passaparola è sempre il miglior veicolo per veicolare appunto qualsiasi prodotto.